Coronavirus, sale il tasso di potenzialità di contagi in Veneto. Zaia furioso annuncia per lunedì una nuova ordinanza con inasprimento delle regole. Intanto si aggravano le condizioni dell'imprenditore vicentino, paziente zero dell'ultimo focolaio. Il virus c'è ancora, prevedibili nuovi focolai, così il viceministro alla sanità Sileri, che a Padova ha incontrato il professor Crisanti. La replica Zaia: non servono nuove ordinanze ma continuare con la modalità vincente, tamponi e isolamento dei focolai. Gli albergatori nel frattempo preoccupati per gli effetti sulla stagione estiva appena iniziata. Il presidente di Federalberghi: i cittadini abbiano senso civico ma servono più controlli. Identificati dai carabinieri 3 dei 4 responsabili del brutale pestaggio di un 38enne a Jesolo, l'uomo ancora in gravi condizioni. La rabbia del sindaco, danno di immagine, ci costituiremo parte civile. Tragedia a Primolano, 20enne trovato morto sopra il tetto del treno arrivato in stazione da Trento. Il giovane sarebbe saltato sopra il convoglio per gioco, la discussa disciplina del parkour. Dopo 22 anni, svolta nell'omicidio di Elisea Marcone e della figlia Cristina. Le due donne trevigiane trucidate a sprangate nel 98. Il DNA sui loro vestiti corrisponde a quello di un uomo morto in carcere qualche giorno fa. Non riusciva più a spiccare il volo un piccolo di Cicogna, salvato grazie all'intervento del comune di Carmignano di Brenta. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli: sale il tasso di potenzialità di contagi ed in Veneto torna la paura coronavirus. Furioso il presidente Zaia, che denuncia comportamenti irresponsabili e chiede al governo un inasprimento delle pene e la possibilità del ricovero coatto. Da rischio basso a rischio elevato. Ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, dei marziani o delle astronavi, è inevitabile che poi vengano fuori ste robe. In Veneto il cosiddetto indice R-Conti, che descrive il tasso di potenziale contagiosità del coronavirus, è passato da 0,43 a 1,63. Significa da rischio basso a rischio elevato. Zaia ha annunciato per la prossima settimana una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del Covid. Il presidente del Veneto ha ricostruito la vicenda legata al ritorno di un imprenditore dalla Serbia che ha determinato 5 nuovi positivi, 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona, e 89 isolamenti, 52 a Vicenza e 37 a Verona. Il 25 giugno l'uomo accusa febbre alta, malessere generale e inappetenza. Il 26 e il 27 ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo e extralavorativo, festa privata, partecipazione a un funerale, frequentazione in paese, eccetera. Il 28 ha il tampone positivo, viene ricoverato il 1° di luglio, dopo insistenza da parte dei nostri SISP, del sindaco, eccetera, e ora è in rianimazione. Ci ha dato una lista di contatti avuti tra il 23 e il 28 sera e la sera del 30. Vuol dire che anche col tampone positivo ci ha dato contatti avuti anche post tampone. Un secondo caso di positività è emerso il 30 giugno per uno degli altri occupanti dell'auto andata in Serbia. Il terzo e il quarto il 1° luglio. Nel secondo caso per un occupante dell'auto non dichiarato. Un'ulteriore paziente si è poi presentata al pronto soccorso il 29 giugno dichiarando di aver avuto contatti con il paziente zero. Qui siamo davanti a persone che sapevano di qualcuno dall'altra parte di un altro paese che era diventato positivo, di un altro che è sintomatico, poi gli trovano anche la positività e si rifiuta di farsi ricoverare finché lo vanno a prendere a casa dopo 3 giorni, 2 giorni, quello che è, dal 28 si arriva al 1° di coso. Nel frattempo vanno a feste, funerali e altre robe. Poi c'è una signora che dice di aver avuto il Covid dal caso 0, ma dice che non dice chi sono gli altri contatti che ha. Cioè voi capite che così non ne veniamo fuori. Ma non c'è solo questo. Negli ultimi giorni, ha concluso il governatore, ci sono stati assembramenti e comportamenti sconsiderati di troppe persone. Noi intanto lunedì presentiamo un'ordinanza, vi anticipo già, per inasprire tutto quello che sono le regole. Però abbiamo le armi spuntate, no? Perché non riusciamo, cioè se fosse per me prevederei la carcerazione, potete scriverlo senza problemi. Cioè non esiste che un positivo vada in giro, cioè a prescindere, avete capito? E si aggravano le condizioni dell'imprenditore colpito dal virus.
Focolaio del Vicentino, si sono aggravate le condizioni dell'imprenditore 64enne colpito da Covid-19. L'uomo è stato trasferito dalla terapia subintensiva, dove era ricoverato con la maschera per l'ossigeno, alla rianimazione dell'ospedale San Bortolo. Un caso emblematico, quello dell'imprenditore di Sossano, che già il 29 giugno veniva segnalato positivo al tampone. Subito veniva avviata l'indagine epidemiologica da parte degli operatori sanitari per rintracciare le persone con cui l'imprenditore era venuto in contatto. Si risale così al 25 giugno, quando l'uomo avrebbe avuto i primi sintomi con 38 di febbre e malessere generale, inappetenza, ma aveva comunque continuato la sua vita. Il 26-27 giugno attività extralavorative, un funerale, frequentazioni in paese, nella sua azienda e la famosa festa. Solo il 28 l'imprenditore si è recato al pronto soccorso di Noventa Vicentina, dove viene fatto il tampone che risulta positivo. Trasferito a Vicenza viene proposto il ricovero, che però avrebbe rifiutato, e alla fine, dopo diverse telefonate con i sanitari e lo stesso sindaco di Sossano, il 1 luglio viene ricoverato ed ora è in terapia intensiva. Una cinquantina le persone a cui è stato effettuato il tampone, 2 gli imprenditori di Orgiano e Poiana Maggiore messi in isolamento, ma sarebbero una trentina le persone in isolamento domiciliare. La paura del ritorno del Covid fa tremare gli imprenditori, in particolare del Basso Vicentino. Sulla vicenda Focus, il consigliere Gio Formaggio, presente alla festa, invita alla calma. Direttore, non ritorniamo indietro di questi passi in avanti che abbiamo. E sono arrivati anche i dati del bollettino regionale della sera. Sono 2 i casi in più rispetto a questa mattina, 387 i casi attualmente positivi nel Veneto, 737 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 169 le persone ricoverate in ospedale, 1 è positiva, 9 sono in terapie intensive e anche in questo caso una persona è positiva. Per quanto riguarda invece, fortunatamente non si registrano invece decessi rispetto a questa mattina. E continuiamo l'aumento del rischio di diffusione del virus al centro della visita a Lampo, a Padova, del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che prima ha incontrato il professor Crisanti e poi si è recato alla città della Speranza. Vediamo. Un incontro tra uno scienziato e un chirurgo prestato alla politica. Spiega così la sua presenza a Padova il Vice Ministro alla Salute Sileri al termine del saluto al professor Crisanti, nel giorno in cui il governatore Zaia annuncia una nuova ordinanza per frenare il rischio contagio. Io non andrei a guardare i dati giornalieri, perché i dati giornalieri fluttuano. E volevo dire, anche vedere l'R con 0 che si modifica perché è stata trovata una catena di contagio in un focolaio preciso, è un focolaio e noi siamo qui per spegnere i focolai. Significa fare tanti tamponi, identificare i positivi, non i casi. Io avevo già da tempo detto che il futuro sarebbe stato caratterizzato da focolai. Io non sono preoccupato finché abbiamo la capacità di individuarli questi focolai e di spegnerli, e penso che stiamo seguendo passo passo la strada tracciata a voi, cioè identificare il focolaio, testare tutti e isolare i positivi. La ricerca dei positivi deve continuare con l'obiettivo di isolarli e in caso di necessità creare delle zone rosse che possono essere limitate o no a seconda delle esigenze. Vice Ministro e scienziato concordano, come concordano sulla necessità di mantenere le regole di convivenza con il virus. Quello a cui dobbiamo abituarci, e per questo non dobbiamo abbassare la guardia, è mascherina, distanza, lavaggio delle mani, precauzioni. Io aggiungerei anche una quarta cosa: se hai dei sintomi, chiama il tuo medico di base subito. Chiuditi e chiama il tuo medico di base. Significa convivere con un virus che è fra noi, circola molto meno, e questo è evidente, e abituarci ai focolai e a queste variazioni che giornalmente purtroppo vengono comunicate, e dico purtroppo perché la maniera con cui vengono comunicate fa sembrare che vi sia chissà quale aumento. Il monitoraggio che stiamo facendo dirà nel tempo se queste progressive battaglie le stiamo vincendo tutte. Sul rischio assembramenti resta chiaro Andrea Crisanti. È chiaro che questi comportamenti che stanno assumendo adesso in qualche modo sfruttano la bassa trasmissione che c'è adesso e sfruttano le condizioni climatiche. Questi comportamenti però sicuramente a novembre e dicembre non saranno perdonati se c'è trasmissione. Ecco. Del resto il virus è ancora tra noi. Ieri è stato il picco più alto di trasmissione di casi al mondo. L'epidemia non è finita, l'Italia non sta in una bolla. Ecco, mettiamoci in testa questo.
Quali conseguenze può avere un ritorno del contagio per il turismo già colpito dal coronavirus? Il presidente degli albergatori del Veneto invoca più controlli delle forze dell'ordine. Un po' più di attenzione, un po' più di controlli anche, perché io noto una cosa, per esempio, l'assembramento in piazza, basta che passi una macchina dei vigili, siccome tutti sappiamo, abbiamo la coda di paglia su questa cosa, sul fatto di non dover stare raggruppati eccetera, gruppo di giovani tutti attaccati uno sull'altro, passa la macchina dei vigili, improvvisamente si separano. Allora un po' più di controlli, uno sforzo anche richiesto alle forze dell'ordine per fare un po' più strada e un po' meno ufficio in questo periodo può servire a prevenire moltissimo. In questo momento stanno riaprendo nelle località prettamente turistiche, quindi mare e montagna, stanno riaprendo tutti gli alberghi. Purtroppo le città d'arte hanno una situazione molto diversa, ma stanno riaprendo tutti, stanno riassumendo il personale, si stanno assumendo grossi rischi. Chi apre quest'anno, l'ho già detto 50 volte, non solo non guadagnerà, non farà neanche pari, rimetterà soldi. Non mettiamoli nelle condizioni di fallire però. Quindi un po' di senso civico da parte di tutti, un po' di comportamenti, ripeto, qualche controllo, qualche giro, farsi vedere, una divisa, basta che si faccia vedere. Io le assicuro che se un vigile arriva in spiaggia o un carabiniere arriva in spiaggia, la gente si sposta di 1 metro. Quello che mi fa impazzire. Siamo stati, io l'ho apprezzata sta cosa in un modo incredibile, perché avrei scommesso che i veneti con quello spirito che hanno, libero eccetera, avrebbero mal accettato e mal condiviso il fatto di dover restare sigillati in casa. L'hanno fatto. È stato fatto lo sforzo più grande e adesso che siamo chiamati a stupidissimi adempimenti che non pesano minimamente, un minimo di attenzione, adesso improvvisamente collassiamo e rischiamo di mettere a rischio tutti i sacrifici che abbiamo fatto nei mesi precedenti. Una follia. I cittadini divisi tra preoccupazione e moderato ottimismo per il moltiplicarsi di nuovi focolai, noi siamo andati a sentire a Treviso. Certo che preoccupa, ci sono attorno gente che è meno prudente. Ecco. Si tende a rispettare poco le regole, sì. E questo è un problema. Se la tendenza è quella di non rispettare le regole, probabilmente si ritornerà a quello che è successo insomma qualche mese fa. Vedremo alla lunga poi i risultati del nostro essere un po' disattenti nell'uso delle mascherine oppure dei geli igienizzanti. Abbiamo gestito bene gli altri, gestiremo anche questo. Mi auguro che tutta questa esperienza finora ci abbia un attimino insegnato a gestire un po' meglio appunto questa emergenza e confido anche nei livelli sanitari del Veneto. Si approfitta di uscire. Si approfitta troppo e quindi è un po' il rischio continuo più di prima. Ecco. Sicuramente le persone tendono a non mettere la mascherina, a non rispettare le regole. Cioè, va bene stare vicini, siamo stati chiusi parecchi mesi e va bene, la mancanza fisica e la volontà di uscire c'è, però bisognerebbe stare un po' accorti, ecco. Non per noi, magari che siamo più giovani, ma per quelli più deboli sicuramente. Siamo alla cronaca. Identificati a distanza di poche ore dal fatto i responsabili del violento pestaggio avvenuto a Jesolo ai danni di un 38enne tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Pasquale? Sì, è cretino. Dov'è Pasquale? Non ci hanno messo molto tempo i carabinieri di Jesolo e del nucleo operativo di San Donà a rintracciare i responsabili del violento pestaggio avvenuto l'altra notte in piazza Milano, a danno di un 38enne tunisino colpito violentemente, come si vede in questo video girato da qualche presente, a calci e pugni. Grazie all'aiuto delle immagini, delle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze e al video girato con il cellulare, i militari hanno dunque raggiunto e denunciato 3 trentenni del posto, incensurati, ora accusati di lesioni personali gravissime in concorso.
La vittima, con precedenti a suo carico, a torso nudo e in stato di ebbrezza, aveva infastidito alcuni giovani clienti che si trovavano all'esterno di un locale, lanciando anche un oggetto verso di loro, probabilmente una bottiglia di vetro, che però non si è rotta e non ha colpito nessuno. A quel punto i giovani hanno reagito, inseguendolo e aggredendolo in quel modo brutale, provocandogli un grave trauma cranico-facciale per il quale ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. Madonna, se ne è dato, fioi. Anche gli aggressori hanno avuto conseguenze, uno con un trauma contusivo al ginocchio destro e alla mano sinistra, un altro con escoriazioni al viso e il terzo con una frattura al dito della mano destra. L'accusa contestata potrebbe variare in base alle condizioni cliniche del 38enne. Gli investigatori però sono al lavoro per identificare altre persone, tutti coloro che hanno preso parte al pestaggio. Dopo la rissa nei pressi di Piazza Milano, il comune di Jesolo vuole costituirsi parte civile per i danni di immagine. Valuteremo, appena conosceremo i fatti, con più precisione, di costituirsi parte civile per i danni all'immagine della nostra località contro questi ragazzi. È indignato e arrabbiato il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, nonostante siano stati identificati e denunciati 3 dei responsabili della violenta aggressione avvenuta l'altra notte dalle parti di Piazza Milano. Il danno di immagine potrebbe portare a serie ripercussioni alla città di Jesolo. Proprio adesso che la situazione stava migliorando sensibilmente dopo mesi di lockdown causa Covid. Diciamo questi 2 episodi successi, uno circa 15 giorni fa e uno 2 giorni fa, sicuramente non fanno bene all'immagine della città. Già dopo la rissa in Piazza Mazzini i controlli sono aumentati, polizia e carabinieri presidiano a turno le zone più sensibili della località balneare più affollata d'Europa. Misure di sicurezza adottate in collaborazione con la prefettura. Si può fare meglio per Zoggia. La polizia municipale ha attualmente in organico 46 agenti, un numero insufficiente per numero di abitanti e di turisti. Per il primo cittadino la polizia locale dovrebbe essere incrementata di almeno il doppio di unità. A Jesolo inoltre sono in arrivo altre telecamere di videosorveglianza indispensabili in questi e molti altri casi. Dopo l'ordinanza anti-alcol con chiusure anticipate e steward a controllare per la sicurezza nei locali, la situazione è in gran parte sotto controllo. Difficile da gestire sono invece le compagnie di ragazzi che si portano gli alcolici da casa. I controlli dovranno colpire duro. Noi continueremo a controllare. La scorsa settimana abbiamo fatto sabato una decina di sanzioni per detenzione di alcol. Questo fine settimana aumenteremo ancora di più i controlli e quindi saremo presenti e anche molto attenti. È un danno di immagine e va fatta una riflessione seria anche per Valerio Faloppa, presidente di Ascom Jesolo. Adesso i riflettori sono su di noi, ma episodi di violenza che vedono protagonisti giovani accadono anche a Mestre, Venezia e in tutta Italia. Purtroppo ogni anno di più. È inaccettabile però punire i locali. La cosa che ci vede totalmente contrari è la responsabilità oggettiva, cioè quella di dire fanno a botte, si picchiano, la colpa è dei locali perché danno da bere. Questo è un modo di dire che non accettiamo assolutamente. Tragedia a Primolano, morto un giovane 20enne, il corpo scoperto sopra il tetto del treno arrivato in stazione da Trento. Si chiamava Gheorghe Alexandru Ciobanu, amante della disciplina acrobatica parkour. È il 20enne di Pergine, il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina sul tetto del treno, partito alle 5 del mattino dalla stazione di Trento, alla volta di Primolano, dove è arrivato alle 6:30. Nessuno si è accorto di quel corpo. Solo una volta arrivati alla stazione in comune di Valbrenta, il capotreno, tornando alla motrice, si è accorto di una scarpa che penzolava dal tetto. Era incastrato in qualche modo? Incastrato. Sì, aveva la caviglia, si era slogato la caviglia, era proprio in una posizione. Una posizione sopra la griglia del radiatore che ha causato sul corpo del giovane degli ustioni che inizialmente hanno fatto pensare ad una folgorazione. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, SUEM, Vigili del Fuoco, Polfer e Polizia di Vicenza. Per il 20enne però non c'era più nulla da fare, l'ipotesi più accreditata è quella di una caduta che gli avrebbe sfondato il cranio.
abbiamo fatto un primo esame sopra il convoglio e dopo un secondo esame giù a terra. Si parla più di una causa accidentale che Sembrerebbe di sì, una causa traumatica a causa della morte e di natura verosimilmente accidentale. Una morte che potrebbe essere avvenuta nella tarda serata di ieri, come confermerebbe il rigor mortis già alla stazione di Trento. Possono essere quei giochi che fanno i ragazzi da saltare da un treno all'altro, fermi, natura in sosta perché la cosa era, e con una scivolata. Il parkour, i salti da un ostacolo all'altro, un gioco acrobatico pericoloso di cui il ventenne non era nuovo, anche proprio con i salti da un treno all'altro, a confermare che forse stava facendo questo quando si è compiuta la tragedia, anche il suo abbigliamento, una tuta e le scarpe di ginnastica d'ordinanza. A consentire il rapido riconoscimento dell'identità anche la segnalazione a Pergine da parte dei genitori del mancato rientro a casa e alcuni tatuaggi che aveva sul corpo. Da capire la dinamica dell'incidente e se c'era qualcuno con lui che può aver tentato di dargli soccorso, che invece se n'è andato, magari preso dal panico. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la tratta ferroviaria in stazione a Trento. Clamorosa svolta nel duplice omicidio di Elisea Marcone e della figlia Cristina De Carli, le due donne di paese trucidate a Rosolina Mare, un duplice omicidio che attende giustizia da 22 anni. Era il 1998 quando la bara di Elisea Marcon varcava la soglia della chiesa di paese per l'ultimo saluto. Poco dopo moriva in ospedale anche la figlia adottiva Cristina De Carli, entrambe trucidate a colpi di spranga a Rosolina Mare, un duplice delitto mai risolto, fino alla svolta clamorosa di questi giorni, dopo ben 22 anni. Una nuova pista potrebbe portare ad un nome ed un cognome dell'assassino delle due donne, anche se le persone coinvolte potrebbero essere almeno 3. Elisea e Cristina furono trovate barbaramente uccise nel chiosco dove lavoravano. Le immagini di allora, l'arrivo dei carabinieri, le indagini. Si pensò ad una rapina, in cassa mancavano 300 euro, allora 600.000 lire. Si trattò di un fatto gravissimo perché furono barbaramente uccise con tantissimi colpi di spranga e furono trovate in un contesto veramente dove la scena era apocalittica. La svolta, il DNA di Gaetano Tripodi, un camionista morto in carcere a Forlì dove era condannato all'ergastolo per la decapitazione della moglie avvenuto nel 2006, è il medesimo trovato sui vestiti di madre e figlia di paese. Quando l'uomo è morto, l'inserimento del DNA nella banca dati della Direzione Generale della Polizia Criminale, che immediatamente ha evidenziato come i reperti genetici dell'uomo fossero comparabili agli stessi trovati sui vestiti delle due trevigiane. L'incrocio ha determinato evidentemente una spia di allarme all'interno di questa banca dati e c'è stata questa coincidenza e corrispondenza di DNA. Per questo delitto sono indagati anche 2 cittadini della Repubblica Ceca accusati del reato di omicidio aggravato dai futili motivi e rapina, entrambi fuggiti. Sì, si conoscono l'identità di questi e anche gli indirizzi di residenza, bisogna capire se il loro DNA era presente nei luoghi del crimine e capire quelli che sono i vari ruoli che hanno avuto queste persone. I prossimi passi saranno decisivi per dare giustizia ad Elisea e Cristina. L'8 luglio ci sarà un ulteriore accertamento da parte del RIS di Parma, penso sia conclusivo di questa fase di indagini, di accertamenti irripetibili e poi si capirà meglio il quadro della situazione. La famiglia chiede giustizia. L'incidente del 13 settembre 2016 costato la vita a Cesare Tiverone, il 70enne investito e ucciso davanti allo Iova a Padova. Giorgio Angelo Faccini, dipendente della Regione alla guida dell'auto del direttore generale della Sanità del Veneto Domenico Mantoana, ha patteggiato una condanna a 1 anno e 2 mesi e patente sospesa per 2 anni. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Padova al termine dell'udienza che si è celebrata oggi. Ed ora mondiali di sci 2021, dopo la conferma dell'evento da parte della FIS, è ripartita la macchina organizzativa in fase di rifinitura alle infrastrutture sportive, mentre ancora in fase di stallo gli interventi sulla viabilità. Dovevano essere pronti per il 2021, non lo saranno probabilmente neanche per il 2022, forse neanche per il 2023.
e questo ovviamente in qualche modo dispiace. Fosse stata accolta la proposta della FISI di spostare i mondiali di sci al 2022, l'iter delle opere previste per il miglioramento della 51 di Alemagna, con le 4 varianti di Tai, Valle di Cadore, San Vito e Cortina, strategiche per i mondiali e ancor di più per le Olimpiadi invernali, non ne avrebbe beneficiato. È questo il cruccio più grande del sindaco di Cortina, che parla di un vero e proprio cortocircuito. Questo è ovviamente una problematica legata più in generale, secondo il mio punto di vista, al paese Italia e nello specifico a queste procedure che veramente sono diventate diciamo veramente un problema vero, un problema nazionale. Nello specifico, ovviamente io guardo il mio territorio, ovviamente non c'è stata, diciamo, un rispetto di quelle che erano poi le linee programmatiche che ci eravamo dati. Ritardi stigmatizzati anche dalla numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. Sulla dotazione infrastrutturale di questo territorio, dice Lorraine Berton, ci giochiamo sia la buona riuscita dei grandi eventi che la permanenza delle persone e delle imprese nella nostra montagna. Ci sono stati dei tempi lunghissimi per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, diciamo oltre i 3 anni per avere un parere. Manca ancora il decreto, manca ancora il progetto esecutivo, quindi probabilmente vedremo l'inizio lavori solo, diciamo, a fine 2021. Diversa la situazione relativa alle infrastrutture sportive che sono in fase di rifinitura. Cortina ha una grande capacità organizzativa, il problema legato alla viabilità non pregiudicherà il risultato dell'evento, dice il sindaco. La palla passa a Roma. Non riusciva più a spiccare il volo, il piccolo di Cicogna salvato a Carmignano di Brenta. 1 metro di lunghezza ma pochi mesi di vita. È una giovane cicogna quella salvata grazie all'aiuto di un abitante di Camazzole del comune di Carmignano di Brenta. La cicogna, una specie che di solito non nidifica in questa zona, è stata trovata in un cortile. Poco spazio, giovane l'età, nonostante il sostegno della mamma che continuava a vegliarla, il volatile non ce l'avrebbe fatta a spiccare il volo e nel frattempo si indeboliva di minuto in minuto. Il comune si è attivato e l'ha consegnata agli agenti provinciali. L'animale, nutrito e rifocillato, potrà tornare a volare nelle prossime ore con la sua mamma, che non l'ha mai persa di vista. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e lascia spazio al bel tempo, ma vediamo il dettaglio di sabato 4 luglio. Sul Veneto al mattino non si escludono residui ed occasionali piovaschi sulle pianure. A partire dal pomeriggio avremo invece un deciso miglioramento, con tanto sole, vedete, su tutti i settori e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui le condizioni saranno via via più stabili con ampio soleggiamento un po' su tutte le province. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, mattinata con qualche rovescio anche qui, più sole a partire dal pomeriggio con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.